No, I'm not a writer. Tant pis s'il me croit fou allié. Insomma, è venuto a trovarmi quello del campeggio, no? Il proprietario del campeggio dice che non si può pernottare qua. A me sembra strano perché da quello che ho letto nel codice della strada tu puoi sostare e non puoi campeggiare. Campeggiare cosa significa? Tirar giù il tendalino, aprire le finestre che vanno oltre l'area del veicolo, aprire lo scalino, mettere fuori dei tavolini, barbecue, quelle cose lì, insomma, ma io non ho fatto nulla di questo. Però insisteva a dire che non si può pernottare, cioè io ho semplicemente parcheggiato il mio veicolo e dopo quello che faccio io dentro sono affari miei. Io adesso ho chiesto all'Associazione Nazionale Camperisti, al coordinamento camperisti, che di solito loro parlano sempre di questa cosa, però devo ancora ricevere risposta, adesso vediamo, sarebbe eccezionale riceverla prima di stasera, magari anche un numero di telefono, così facciamo una chiacchierata tutti quanti in viva voce, no? E chiariamo un attimo sta storia. C'è una cosa che ogni tanto penso, io sono convinto, cioè percepisco dentro di me di essere morto e rinato un sacco di volte, sempre dentro lo stesso corpo, bene o male. Però per riuscire a capire meglio questa mia affermazione, prova a pensare a quando eri bambino, cioè non solo i tuoi pensieri, la tua vita, ma anche proprio le tue emozioni. Confrontale con oggi, cioè tu sei una persona completamente diversa, non c'entri assolutamente più nulla con quel bambino, quindi in parole un po' insomma magari pesanti, quelle che sto usando io, però insomma sei comunque morto e rinato, è un altro personaggio completamente diverso, no? E io vedo questo susseguirsi di personaggi che cambiano, che è sempre più, a me ovviamente, divertenti, insomma. Poi c'è il discorso del corpo. Il corpo invece, se non ho letto male o se non ricordo male, dovrebbe rigenerarsi completamente, cioè cambiare tutte le cellule, tutta la materia del nostro corpo ogni 6 mesi. A me sembra molto poco 6 mesi, però insomma, se magari qualcuno sa qualcosa in più. Il CP ha visto un altro CP, un suo parente che sta andando a fare il bagnetto. Anche noi abbiamo fatto il bagnetto, dopo ne facciamo un altro. Ecco, bello come passo da un discorso all'altro. Insomma, è appena passato una roulotte e mi ha dato una bella ispirazione. Per la colorazione, allora, sotto resta nero, la parte sotto perché ovviamente gli arriva lo sporco, il fumo dello scarico di là e quindi ci sta nero, fidati, non è stato fatto a caso. L'altra parte del paraurti, compresa quella davanti, il parafango, cioè il passaruota e il parafango davanti, il coso, come si chiama, il paraurti, no, il parafango, farli di un bel rosso, magari il rosso dei cosi della Sparco per capirci, e dopo eventualmente 2 lineette alte, oppure solo la parte alta, che c'è la tenda, sarà un po' difficile, però insomma non si può ragionare sempre così, è difficile, si fa. Il CP che si asciuga. No, non vieni dentro tutta bagnata, no, ferma lì, no, sei tutta bagnata, stai là al sole e ti asciughi? Non ho capito, un'altra è nuova. E allora digli CP, il signore del coordinamento camperisti non ci ha ancora risposto. E allora noi, non sapendo se siamo nel giusto o nel sbagliato, siccome quel signore lì era molto antipatico, abbiamo detto niente, bisogna andare via. Ormai vedi, tutto appartiene a tutti, come aveva predetto il buon Thoreau 200 anni fa, no? Cioè un altro po' non puoi più neanche stare in un parchetto perché ti tocca pagare. Uguale là, cioè là sei obbligato, dicono loro, ad andare nel campeggio. È roba da matti. Dai CP che magari sto posto è anche più bello. Sì, digli, basta che non sia a pagamento, perché noi l'acqua l'abbiamo fatta, abbiamo il pieno. Corrente ovviamente, abbiamo i pannelli, quindi a noi non ci servono i servizi, diciamo. Noi siamo liberi, siamo free. Rutizza, segnano i cartelli. Rutizza di Tramonti. Ecco qua CP, un posto nuovo. Vediamo, e puntiniamo anche questo, noi puntiniamo tutto. Oh, porca di quella troia. Allora, dov'è qua lo scarico? La roba dei campers. Area sosta camper, per informazioni contattare. Ma allora non è a gratis, o sì? Lì c'è un signore col Defender, con Mujer. Quindi adesso vediamo se si può entrare qua dentro. Se no ci cazziamo là nel parcheggio e vaffanculo a tutti. Allora qua c'è questo furgonato slash coso col fuffi.
Noi qua possiamo entrare o no? Che non ho capito, secondo me sì. Entrata a pagamento e c'è l'orario di apertura e di chiusura, niente. Qua a Tramonti di gli amici stanno un po' sul cazzo, sì dai, sono un po' mafiosetti. Ah no, via via da sto schifo. Ormai non esiste più un scorcio di natura, perché vedi, dove c'è natura la mafia qua privatizza tutto, porca troia. E quindi per godere di ciò che è di tutti devi andare a pagare. Prove ammati. On the road again, a mandare in mona a tutti. Un fufo. Giorno, non si può? Come mai? Ma è tutto a pagamento qua? È zona scout questo, non si può parcheggiare. Ah ok, va buon. Quindi Tramonti zero, solo pagamento. Poi laggiù hai la luce e tutto, ti attacchi l'acqua e tutto. Vabbè, salve. Ecco, capito? Cancella Tramonti. Ultima possibilità, ho scovato con la vista satellite un'area imboscata nel bosco e vediamo adesso se la strada è percorribile col camper, se ci entra, cioè se gli alberi lo lasciano passare e vediamo, dai. No, allora il torrente è completamente in secca, è strapieno di tavani, adesso non so, una stalla, non so, non capisco. Comunque CP, non preoccuparti, andiamo al laghetto, ti ricordi il laghetto che abbiamo mangiato in riva al laghetto? Andiamo al laghetto. Proprio lei, ferma lì. Qua ma è ripidino, altri modi per scendere, boh. Guarda dove camminano quelli. È là dove siamo andati l'altra volta con la Valeria. A parte che dopo i signori vanno via e noi avevamo sta vista qua, vista lago. Però se riusciamo a trovare magari un parcheggio di là, adesso non mi ricordo se esiste, non solo abbiamo la vista lago ma c'è la passeggiata, no? Quindi il torrente che si attacca al lago. No, purtroppo non c'è posto, qui è proprio piccolino, non ci si sta. Cose da non fare con un mini skate, buttarsi giù dalla montagna. Guarda che manica i deficienti, robe ammatti. Adesso quando i ragazzi vanno via qua noi mettiamo il camper più avanti qua con la finestra che si vede lì per domani mattina e la dinetta che bene o male si vede là. E questo è il bar per la colazione di domani. Sì, progettato tutto, allora ecco qua, guarda, dinette abbiamo sta vista qua. Perfetto, molto perfetto, vero CP? Poi domani andiamo magari a farci 2 corse là. Di qua in cucina abbiamo il verde, molto bene. E dopo la vista di domani dalla camera da letto diciamo sarà per risveglio, vedi il lago, quindi perfetto anche qui direi, ottimo. Bello. Per te fammi andare fuori la mosca. Mosca, fuori qui. Guarda, che spettacolo. Nonostante, ringraziando qualche Dio che fa freschetto, torno a dormire che si sta proprio bene. Vieni anche tu, Cipi? Qui faremo il breakfast. Allora là nel lago, una di quelle cose che da tanto tempo desidero, e se ne prendi una anche economica non la paghi neanche tanto. Di cosa sto parlando? Allora là, la canoa gonfiabile, sai, perché io avevo pensato all'inizio, provo un canotto quelli a 20 euro, lo tieni là, te lo gonfi, perché a altri 20 euro c'è il motorino, no, da collegare a 12 volt per gonfiartelo.
invece di star là a sfibrarti i polpacci ogni volta magari sei sotto il sole. È che non sempre trovi posti per buttarti nel lago, cioè tipo o nei fiumi, in quelle cose, tipo adesso siamo qui, vedi, e fai la camminatina giù di là e te lo butti, cioè della serie 6 a 10 metri, però boh. Nino, va bene tutto, ma no, stai nel tuo, vai. Che cacchio, ma tu ti ami? Di VGB, noi siamo tornati qui nell'area picnic, una massa, visto ci mandano via e noi torniamo, cioè potevamo andare da un'altra parte, però la mente umana è così, cioè quando tu provochi una persona questa si sente dopo in dovere, cosa sbagliata per carità, però si sente in dovere di contraccambiare e quindi andiamo di nuovo qua. Guarda il CP che fai suonare.